in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come ogni mercoledì con l'appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti con noi oggi in studio. Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine e Angelo Tiussi dell'FNP Palmanova Cervignano. Buonasera, buon pomeriggio, Buonasera, come state? buon pomeriggio a tutti. Ma stiamo bene, poi adesso che fuori è freddo si sta bene anche all'interno. Si sta bene anche qui bene. nei nostri studi. Allora, la prima parte della trasmissione, no, come sempre, da un po' di tempo a questa parte, è dedicata praticamente alle notizie di servizio. E ce ne sono diverse anche oggi, no? Per ricordare ai telespettatori che cosa c'è da fare in questi giorni, quali sono le scadenze, non dimenticarsi di fare questo piuttosto che quello. Da che cosa cominciamo, Ennio? Beh, in effetti questo periodo a noi come organizzazione risulta difficile raggiungere la gente e quindi questo è uno strumento, è un mezzo, è uno spazio per poter così avvertire di quello che succede. Io credo anche che dobbiamo un po' giustificarci dal fatto che siamo in presenza, anche se dovremmo essere chiusi in frigorifero a casa, ma purtroppo per il nostro spirito, per cercare di essere più vicini alla gente possibile, facciamo anche questi sforzi, pur in massima sicurezza, senz'altro. Qui siamo in massima sicurezza, al di là di ogni dubbio, quindi non c'è problema, ma sì, mi piaceva far osservare che non vogliamo derogare. Allora, quindi anche se ti fermano per strada, quando esci da qui, tu sei uscito da Telefriuli. Sì. E quindi sei tranquillo. Sì, ho percorso Friuli casa coperto. Allora, e questo vale anche per Angelo, vale che anche per arriva Angelo, da Palmanova. che viene più lontano ho due mandati, è autorizzato. L'autorizzazione della Iris Monazzi e l'altra che dice da dove parto e dove devo andare. Quindi questo per dire ai nostri telespettatori, ricordatevi di avere sempre la giustificazione, cioè di avere la carta pronta da consegnare in caso di... Sì. Allora vorrei ricordare la prima scadenza, che comunque al 31 gennaio, come ogni anno, c'è il pagamento del premio annuale INAIL per l'assicurazione infortuni alle casalinghe. Chi si intendono le casalinghe? Per casalinghe si intendono quelle persone che svolgono in modo abituale, esclusivo e senza vincoli di subordinazione un'attività di cura dei familiari e della casa. Allora, queste persone... Praticamente la donna che è a casa, che non lavora fuori. La donna o l'uomo? L'uomo che fanno attività in casa e per quelli che lavorano fuori e che lavorano anche a casa e che fanno assistenza, che fanno le pulizie, che fanno questo, è un altro discorso. È un altro discorso perché per gli infortuni c'è l'assicurazione che viene dal datore di lavoro. Comunque le persone che non hanno altre coperture di età fra i 18 e i 67, sì, perché prima del 18 sono minori e dopo il 67 sono pensionati, e devono versare 24 euro per la copertura infortuni per tutto l'anno. L'altra scadenza che può interessare alcune persone, specialmente le persone anziane, è quello di evitare il pagamento del canone RAI facendo la dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo. Siccome parecchie persone anziane o si spostano a vivere oppure in qualche istituzione anche periodicamente eccetera, non hanno l'apparecchio, affinché non venga addebitato sulla bolletta dell'Enel entro il 31 dicembre devono fare questa dichiarazione sostitutiva. Quindi prima del 31 gennaio va fatto questo documento. Chiedo scusa Ennio, prima di continuare su questo argomento,
Vorrei ritornare un attimo sulla questione casalinghe, quindi 24 euro all'anno, Sì. per spiegare bene, sarebbe bene che tutte le donne che appunto non, cioè che sono a casa, donne, uomini, insomma, che non lavorano e che svolgono appunto attività domestiche, che seguono persone anziane, che si occupano della famiglia, è bene che paghino questi 24 Ma euro. di per sé sarebbe obbligatorio. Ecco. Perché c'è la copertura contro gli infortuni alle stesse caratteristiche del lavoro. Ma chi li Quindi paghi questi 24 euro? Quindi anche per dirlo a chi ancora non li paga? il pagamento viene fatto all'INPS, no, all'INAIL. All'INAIL, sì. E chi l'ha fatto negli anni passati riceve il bollettino e quindi chi non lo Non fa... credere, non penso che tutti lo sappiano, che tutti lo Lo facciano. so, perché lo ricordo? Perché sì, è un costo di 24 Sì. euro, però comporta tutti i benefici che ha un'assicurazione sul lavoro. Un infortunio ha tutte le stesse coperture, fino a tutti i benefici anche economici nell'eventualità di disgrazie. E non è una cosa da accantonare, perché anche in caso di infortunio il trattamento che si può avere attraverso l'INAIL è diverso da quello che può dare il servizio sanitario di per sé. Quindi è di interesse farlo, anche perché Tanto più che si sa che gli incidenti domestici... sono i più numerosi, Sì. e qualche volta e non sempre leggeri. Certo. Quindi è opportuno, soprattutto non solo come lavoro domestico, ma anche per l'assistenza, per la cura Sì. delle persone più fragili, è estremamente più importante, perché non è che solo gli operatori sociosanitari che fanno il servizio di assistenza negli istituti incorrono a problemi di infortunistici, tanto più che quello che è in casa, che ha minore preparazione tecnica alle varie manovre necessarie per accudire le persone. Sì, queste erano le due delle cose. Sì. Poi Poi c'è anche Angelo che ha delle comunicazioni, no, da fare per quanto riguarda... Sì, in merito all'ISEE di all'ISEE. andare a prenotarsi, anche perché avendo in mano già l'ISEE possono usufruire di tutti i bonus che Regione, Comuni e Stato danno attualmente. In più, diciamo così, direi anche, farei un punto a quelli che hanno non portato il reddito 2018, che sono molti esenti, anche quelli di entrare dentro in questo sportello dei CAF e prenotarsi, perché ci sono valanghe di gente che viene adesso perché hanno dimenticato di mettere questi redditi per motivi che ancora sono a noi ignoti. E quindi anche questo vale anche per utilizzare poi dopo, diciamo così, la scrematura, perché ISEE e adesso anche i CAF ci danno per la prenotazione dei 730 già in anticipo. Quindi converrebbe Sì, già prendere sì, per non poi usare ho premura perché ho bisogno. Perché poi entro quando bisogna avere presentato il 730? Quindi No, il 730 viene entro dopo maggio, il 31 marzo, dopo, cominciano sì, la campagna. Sì. Che può, però va già bene sì, avere... noi siamo già che prenotiamo, Adesso. che prendiamo su per i appuntamenti. pensionati conviene perché Sì. il documento fiscale è già pronto per quel periodo lì. Per gli altri lavoratori qualche volta il datore di lavoro ha qualche intoppo e fornisce il documento dopo, eccetera. Quindi i pensionati possono liberarsi dal problema appena inizia la campagna fiscale. E anche l'ISEE, volevo dire, che di stare attenti e di leggere il foglio dell'elenco documenti, ma leggerlo tutto bene, non chiedere senza leggere. Ecco, perché poi magari Perché poi quando fanno la richiesta telefonano, manca questo, manca quello, sì. Il riassunto è, se uno ha un problema ci sono gli sportelli dei pensionati dell'FNP che su queste cose sono in grado di muoversi, tra l'altro riescono anche ormai a prendere direttamente gli appuntamenti con gli altri servizi e quindi dare la possibilità di mettersi il cuore in pace. Ma è vero che le fila dell'FNP si stanno ingrossando?
Ci sono le sempre file più degli utenti o le volontari file... beh, Dio, come... A prescindere dal fatto delle persone che vanno in pensione, ma ci sono persone che vi chiedono... Come pensione che vanno in pensione ce n'è meno Sì, del certo. passato. Però- La disponibilità a dare una mano a fare Sì. i volontari per aiutare così chi Non pochi. è abbastanza buona ed è soprattutto di buona qualificazione, diciamo. Ecco, sono sempre troppo pochi, diceva Sì, sono Angelo. pochi perché noi abbiamo un'urgenza anche. Ci sono stati 2 o 3, ma poi hanno mollato, non si sa perché. Bisogna avere un po' di umiltà, nel senso di venire dentro, imparare. Sì, perché prima Non è bisogna facile, seguire, non è certo. facile, perché hai a che fare con l'utente. Certo. Devi E avere non un puoi po' dare di... delle risposte sbagliate, sì, va bene sì. che ci sono degli uffici specifici, Sì, sì, però no. insomma, Sì. ma come le indicazioni che state dando anche oggi in trasmissione No, mi ricordo, sono sì, sì, sì. importanti. C'è anche la questione della ricetta bianca, Angelo, La no? ricetta bianca che Sì. è come la ex rossa, che quando si va dal medico e ti danno dei farmaci non, diciamo così, non, come si dice... Non pagati dal servizio sì, sanitario. dal servizio sanitario, c'è la ricetta bianca, si deve, ha lo stesso, se si vuole adesso, ha lo stesso percorso della ricetta rossa, con un'app che si scarica nel telefonino o anche nel computer, si può, diciamo così, avere dei contatti medico e paziente farmacia e andare a prenderli in farmacia senza fare tutto un percorso. Sì. Dal medico puoi andare in farmacia, chiedere, dare questo, fa tutto un passaggio online. E quindi conviene... Anche qui c'è il problema di chi ha tutte queste specialità, insomma, no? Sì, beh, purtroppo alla nostra età ne abbiamo di Chiediamo queste, ai di quelle. figli di aiutare i genitori ad... sì, perché- Su questo Io argomento direi- penso che sia opportuno anticipare anche alla Passa- gente Sì. che nei nostri sportelli e nei CAF fra un po' ci sarà la possibilità di acquisire lo SPID, che è la famosa chiave di Ecco, Ma accesso già alla sì. no, pubblica era amministrazione. stata data notizia, qualcuno ha Oggi già ha avuto- provveduto sì, andando sì. in posta, Sì, sì. Ecco, combinando in posta, però anche negli sportelli. Gli sportelli CAF, CISL, pensionati CISL Verrà. saranno Verrà. in grado di far acquisire anche questo importante strumento per l'accesso. Stai facendo il corso, ti stai preparando, Ennio? Non è che mi stia Sarà. preparando, però sta decollando, no, qualcuno si sta già preparando, però siccome è fatto Ma di tu più sai fasi... farlo da solo, l'hai fatto da solo. Dai, poi andiamo No, in l'ho pubblicità. fatto da solo e anche mi funziona adesso. Ah, I ecco, primi vedi, tempi allora no. puoi insegnarlo a Sì, tutti. è tutta un'altra roba rispetto a quello che mi aspettavo, Ecco, bene. ma è agibile. Un'altra... Pausa, dopo, no, dopo. E dopo la pubblicità, riprendiamo. con le buone notizie dopo. Sì, con le buone notizie dopo. Ok. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, sentiamo chi c'è in linea, abbiamo già una telefonata pronta. Non c'è? Andata? No. Basta. Pronto? Sì. Ah, ce l'abbiamo. Scusi, volevo chiedere. Buonasera, un attimo buonasera. solo, la sentiamo male, vediamo se dalla regia mi alzano un po' qui. Basta. Pronto? Scusi. Vediamo se in regia mi alzano qui l'altoparlante, così sentiamo meglio. Pronto? Sei pronto adesso? La sentiamo Meglio? meglio. Prego, da dove chiama? Da Ravassetto. Volevo chiederle, Sì, fatta la commissione medica, no? sì. L'invalido ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età. L509/88, 124/98, grave 100%. Aspetta l'accompagnatoria? Non c'è? No. Non c'è accompagnatoria?
No? Può Non avere, c'è può avere i 509. benefici dell'invalido, il parcheggio gratuito, tutte quelle vicende Sì. lì, ma l'accompagnatoria Non c'è. è... 508? 88. L'accompagnatoria è sulla 104, per dare i numeri come ha cominciato lei, in una situazione di handicap, non solo di invalidità. È un po'... Allora non danno. No, comunque, questa è la prima parte, fra un po' faccio domanda di aggravamento e verranno riverificate le condizioni. Ah, ecco, sì. Perché purtroppo non è che noi andiamo di solito migliorando. Buon, grazie. Prego. Grazie a lei per aver chiamato. Buonasera. Sera. Sono una lavoratrice stagionale del turismo, avrei dovuto iniziare a lavorare a dicembre, invece causa Covid sono a casa e in NASPI fino al 24 di gennaio. Chiedo quindi cortesemente, ci sarà la proroga NASPI oppure un bonus? Attualmente no. Non c'è previsto Il nulla. sindacato nella lettera di osservazioni che ha dato il governo il 4 e il 5 gennaio con il nuovo DPCM ha osservato solo questo. Hanno fatto tantissime cose, ma non hanno, come l'anno scorso, la proroga di 60 giorni per le NASPI e per i DISCOL, eccetera. Non c'è. Non c'è. Se non hanno fatto adesso, quindi non so. Sì, se non è una... La proroga capito, entro però- 68 giorni dal giorno Però che si è scade a giorni. Beh, E quindi? per quel momento lì verrà devono fare ripescato. la domanda entro Sì, ma 68 giorni il dalla data. 24 di gennaio, quindi le arriva all'ultimo momento qualcosa. Ma ormai siamo su tempi immediati. Avrà fatto domanda, no la signora? Non lo so perché questo è un messaggio A che mi ha 68 scritto. giorni dal giorno che è stata licenziata. Speriamo bene. Prima erano 128. perché In caso 60. se ci sta seguendo in questo momento, perché il messaggio me l'ha mandato prima. Sì, no, deve Sportello. Ecco, vediamo. Sentiamo chi c'è in linea, sì, a chi deve rivolgersi, quindi è da voi, no? In prima battuta uno sportello Sì. dell'FNP, dei nostri che sono in grado di indirizzarli e anche di prenotargli eventualmente Sì, il servizio. sì, Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Sì, Buonasera. buonasera. Io volevo farle una domanda per quota 100. Prego. Io ho già contributi, più di 40, e però faccio gli anni in luglio. Quando devo fare domanda? In giugno? Se fa la domanda Anche prima? adesso gliela Anche prima? respingono, deve farlo un momento prima del compleanno. Adesso, 2 giustamente mesi dice, prima il massimo. un paio di 2 mesi. mesi prima? 2 mesi prima vada da un patronato nostro Sì. e chiede di fare, di fare domanda, perché scade quest'anno, Sì, lo so. però mi sembra che possono essere cioè inoltrata Scade la domanda. la domanda, sì, ma chi ha gli anni vicino mi sembra che abbiano fatto Mantiene nella il legge diritto, mantiene qualcosa il di diritto, aiuto mantiene il diritto. per completare quelli che sono vicini. Un consiglio signora, Sì. le conviene passare in Nel patronato casse- all'INAS in patronato. modo da verificare in maniera scientifica l'esistenza Esatto. di tutti i contributi, Sì. di tutte le cose, di non trovarsi con per non avere sorprese sorprese dell'ultimo all'ultimo momento, sì. perché Che lo faccia già adesso? ce n'è di sorprese. Sì, che faccia il controllo Già adesso adesso. e la domanda Sì, poi ma è quando tutto arriva. pronto. Successivamente Sì, sì. esatto. È meglio avere tempo per mettere a posto vicende se non sono a posto e purtroppo se ne capitano. Va bene? Sì. La ringrazio. Prego. Grazie a Prego, lei per aver chiamato, buonasera. signora, buonasera. Ennio, dovresti leggermi i pagamenti? No, volevo solo ricordare che anche per il mese di febbraio Sì. le pensioni vengono pagate in posta, Sì. in anticipo e scaglionate anche questa volta per evitare assembramenti nelle poste. Allora inizia il pagamento il 25 gennaio con le lettere con l'inizio del cognome dall'A alla B. Martedì 26 gennaio CD, 27 gennaio EK, 28 gennaio LO, 29 gennaio PR, sabato solo mattina, sabato 30 gennaio SZ. Questo vale per chi va a prelevare i soldi in posta. Chi ha più di 75 anni e va a riscuotere i soldi in posta
può delegare al ritiro i carabinieri che lo fanno gratuitamente. Io direi anche Sì. chi va in posta e deve fare qualche raccomandata, eccetera, di dire quanti anni ha, perché ha un'agevolazione sul costo. Vabbè, sì. I bollettini di saper conto dire? corrente. Questi bollettini? Beh, ma questo è Di già da un dirlo, po' di perché tempo. sì, no, ma se non lo dicono, non è che l'altro Lo applica. può dire. Questo scatta dai 65, 65. 75? dai 75 in poi. No, anche 70, mi Dai sembra. 65. 65 Dai e poi. 65. Scatta la riduzione. La riduzione, no? Sì, bisogna dire anche queste piccole cose che sono Quindi molto si importanti. paga un po' di meno. Sì. Avendo cominciato a 15 anni, classe 1963, scavatorista e autista, quando potrei andare in pensione? Col precoce o usurante? Ha cominciato a lavorare a 15 anni, è del 1963. Scavatorista e 63. autista. Quindi adesso ha... Quanti anni può avere adesso di... E bisogna vedere quanti anni ha di contributi bisogna veri. vedere quanti anni ha di Perché contributi. al di là di dire che ha tot anni, bisogna vedere se ha lavorato completamente le 52 Lui è del settimane. 63, quindi ha 57 anni quest'anno. 57 anni, le pensioni sono sempre 3 al momento. Quota 100, 62 e 38. La anticipata per Lui ha l'uomo cominciato a 42 lavorare- anni e 10 mesi Sì. o l'anzianità Ha 67 anni cominciato a lavorare, abbiamo detto, a 15 anni. a 15 anni. Però se deve fare la domanda per l'usurante, prima si fa la domanda se rientra in quella, cioè se l'azienda rientra nei canoni. Quando gli danno l'ok, si fa la domanda. Può essere, se non è usurante, può essere il suo lavoro, Sì, visto che facevo l'autista farei gravosi. Sì, In sì, quel caso o lì, gravoso o usurante. in quel caso lì potrebbe Deve fare sempre la usare domanda. l'anticipata e precoce perché Sì, ha le a 36 anni. caratteristiche. Però il consiglio... È meglio andare a fare Bisogna le verifiche? andare a fare una verifica, verifiche. esattamente, anche perché i contributi ante 92 siano Esatto. versati, perché è successo di tutto in quei periodi. Sì. Forse anche trattenuti non versati. È meglio andare Sì, no, fare la verifica. sportello FNP oppure INAS contributiva. e verificare. Sì, sì, le sorprese sono sempre Verifica dietro contributiva l'angolo. legale? Soprattutto, come? Verifica contributiva legale. Chi non ha lo SPID o il PIN, cosa può fare? C'è questa Con la specifica tesserina richiesta. sanitaria o con la carta Di identità di identità elettronica. nuova. Tesserina sanitaria, andare al CUP, abilitare il chip, ti danno... Vai al CUP, abiliti il Abiliti il chip, deve avere 2 ingressi, il telefonino e una mail, minimo, altrimenti non hai. Poi quando subito dopo ti arriva sul telefonino gli altri numeri che agganciati insieme formano il PIN decisivo. E con la tesserina e con un lettore, no? Ma poi, una volta che uno ha lo SPID, il PIN serve sempre? No. Ecco, non serve più. Il PIN Lo SPID lo portano via. sostituisce- Ah, ecco, portano appunto, via. perché Prima una volta o poi- che... E allora... Lo lasciano ancora un mese, mi Sì, sembra, poi infatti. lo Ma tolgono. no, ma il PIN può arrivare anche a fine anno, però Sì, ormai lo verrà tolgono. sostituito Viene dallo sostituito SPID. dallo SPID, no? Completamente. Quindi Ho- ci conviene arrendersi SPID. e accedere allo SPID. Solo SPID. Sì, sì. Sì, aspetta. 35 anni di contributi per opzione donna. Se dentro qui mi stanno chiamando, hanno? 58? perché allora 58? 35 anni di contributi per opzione donna. Se dentro ci sono figurativi, vengono calcolati entro quando fare la domanda per un collaboratore scolastico? Grazie e buona serata. Allora, per il collaboratore scolastico i 35 anni di contributi per opzione donna. termini, hai capito? siamo allo stretto. Perché se ci sono figurativi, vengono calcolati? Mi sembra di no. Devono essere 35 anni effettivi. Ah, ecco, quindi Di- non... Oppure diversamente, hanno una variazione, una piccola variazione. Allora, siccome è al limite, il consiglio è sportello col suo caso ben specifico, in modo da fare prima una verifica esatta di quello che è riconosciuto, di quello che è applicato. Se
la scuola. La soluzione migliore è quella, perché altrimenti rischiamo di farla deviare sulle sue scelte. Scuola. Ecco, volevo piccola comunicazione di servizio. Non chiamate sul cellulare come state facendo in questo momento, ma chiamate, vedete il numero è lì in sovraimpressione, 0432 5735 17. Quindi per le chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Sul cellulare solo messaggi. Ecco, questo era... Siccome stanno arrivando telefonate sul cellulare e noi qui non diamo risposte sul cellulare, solo con i messaggini. Ma io vorrei ricordare Sì. su questo tema che... L'opzione donna? Sì, no, chiedo scusa, ma dovevo farlo. No, è perché giusto, che continuavo. accedendo al sito di pensionaticisludine.it Sì. si entra nella pagina web dell'FNP di Udine e c'è l'elenco di tutte le indicazioni, i recapiti, le possibilità di dove accedere ai vari servizi e alle varie necessità. Questo perché do questo consiglio? Perché l'accesso diretto ai nostri servizi ormai è una cosa impegnativa, perché le linee sono... Lo hanno evidenziato, Esatto. proprio hanno allora, telefonato anche questa nelle è puntate una delle precedenti. scorciatoie Sì. che suggerisco, perché invece di accanirsi a chiamare o il CAF oppure il patronato Linas, forse è più probabile trovare libero uno dei numeri degli sportelli FNP che può fare da tramite filtro e quindi- trovare la sì. modalità per aiutare a uscire su questo. Purtroppo il momento è questo. Un'altra comunicazione di La servizio... dici subito, suspense, dobbiamo andare in pubblicità. Bene. A fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Io ti ho interrotto, Ennio, stavi facendo delle consierazioni sulle code, agli sportelli, Esattamente. le chiamate. Ecco, c'era come un'altra fare? cosa che volevo segnalare. Purtroppo può capitare che sia in presenza di appuntamento e molto di più in assenza di appuntamento, può capitare di dover restare in attesa fuori dalle sedi. Dico, purtroppo siamo abituati fuori dal supermercato, siamo abituati fuori dalla farmacia, dobbiamo abituarci purtroppo anche di fare fronte a la questi coda. servizi e a fare la coda e accettarlo com'è. Non è una cattiva volontà degli operatori, è un problema di sicurezza per chi entra e anche per chi lavora. Dobbiamo abituarci, Evitare gli assembramenti e anche quando siete in coda rimanete a distanza, non a distanza, cioè non troppo vicini, perché mi è capitato di vedere persone che formano capannelli, distanti almeno 1 metro l'uno dall'altro, anche se siete all'aria aperta e anche se avete la mascherina. Senza avere preoccupazioni, perché gli operatori che sono lì danno la possibilità e fanno entrare. Sì. Non ho fatto la denuncia dei redditi per 2 anni avendo una pensione di 638 euro mensili. Pensavo che non servisse. Cosa può succedere adesso? Il problema non è solo della pensione di 600 euro, bisogna vedere poi il problema se ci sono altre situazioni reddituali vicine. Se a carico delle persone, è abbastanza complessa la vicenda. Può darsi che non abbia neanche sbagliato. Può darsi di sì, e a quel punto lì l'appuntamento al CAF è vedere subito di identificare la situazione e poi al limite si può chiedere... Ma se lei appunto avesse sbagliato nel non denunciare, gli avrebbe avuto... Gli avvisi? Sì. Quindi, ma anche senza avviso, che stia tranquilla. Senza avviso, c'è il ravvedimento operoso, per cui lei riconosce, la persona riconosce di aver errato, c'è un'applicazione minima di sanzioni, con quella si risolve. Sì. Sono del 1964, ho iniziato a 15 anni a lavorare a marzo, vado in pensione 41 anni, ma nessuno mi crede. 41 anni? 41 anni? Allora con 41 anni, ma nessuno mi crede. No, se è maschio a 42. 42.
Qua non dice? 42 e 10 mesi, E 10 oppure mesi. entra dentro in situazioni di gravità, di gravosità. Qui dice nessuno mi crede. Non lo so. No, cioè la condizione... Oppure per situazioni gravose o Sì. che entra dentro in queste... Ecco, poi c'è un altro messaggio che dice: ho sentito una notizia in TV. Praticamente si può andare in pensione con 20 anni di contributi Sì. e 64 anni di età, è vero? 67. Non è 67? 67. 64 poi è solo qualche forma di di anticipazione. Esatto. Solo... sì. Era anticipazione. prima quella lì. Com'è? Era prima che i Adesso 64 anni. 64 erotti, 65, adesso sono 67. Adesso sono quindi- 67, no, stabiliti. Quindi o ha sentito male o chi ha dato la notizia Di andare eventualmente Sì, sempre, sempre meglio al, chiedere, al patronato controllare. e verificare, perché sono situazioni particolari. Anche, Ognuno di noi... anche perché ci sono delle situazioni di anticipazione Sì. che uno pensa, anche il signore che diceva prima, Sì. con 41, però se è usurante, Appunto. dipende ma chi dalla... decide se è usurante o no? Deve È fare la domanda? È certo che ha avuto un riconoscimento, quindi è possibile, sì, Deve fare domanda. però sportello patronato Sì. o sportello nostro per verificare Sì. nel reale caso suo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? La linea è caduta. Ah, ecco, e c'è un messaggio nel frattempo. Lo SPID è solo a pagamento? No, lo SPID di per sé è gratuito in alcune delle Situazione. istituzioni che lo trattano. Diciamo le poste, per esempio, recandosi allo sportello è gratuito, non recandosi allo sportello non è gratuito. Comunque, ragionandoci su, troverà le varie società che si saprà se è gratuito o meno. Chiaramente una delle fasi dello SPID è andare in un'istituzione per farsi identificare. Esatto. E quindi il problema è lì, costo o non costo e chi identifica. Ho capito. Sentiamo adesso chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera signora, Buonasera. io sono Maria già si sente, di Ucraina. Io Sì. qui lavoro 20 anni di sempre badante. Sì. Sempre qua in È Italia? successo così, io mi ho ammalato mia nipote, c'è tumore, Signora, e mi io scusi. andata via, Signora? nipote, 1 anno non è stata. Signora, scusi, può dimmi, abbassare dimmi. per cortesia il televisore? Ah, Perché la aspetta, sentiamo molto carissima. male qui in studio. Sì, E poi... sì, subito. E poi chiedo alla regia se ci alza un po' il volume anche qui Sì, all'interno perché dello non si studio. sente bene. Aspetti un momento. Sì. Ecco. Adesso- Sentite come io parlo. Ecco, sì, mi stava dicendo? Ecco, così signora, Sì. io tornata, Sì. fatto perché io ho 71 anni, Sì. io da 49 nata, Sì, adesso ho 71 anni. Sì. Già, ma lei pieno, come si lavora 20 ore al giorno, a settimana? Sì. Io lavoro da cucana qui, da vecchietta. Io prima anche lavorato 4 anni con lei. E dopo come si è ammalata mia figlia, io sono andata a casa a aiutare per figlia. Sì. E dopo come è venuto il tumore e bisogna tanti Sì, soldi e perché comunque- da noi non è... sì, certo. chemio costano tanto. Sì, E ecco. io sono tornata. Di che Io cosa ha adesso- bisogno adesso, signora? Adesso io volevo domandare, Sì. perché io ho domandato a casa, come io stata da Ucraina, no? Sì. Domanda per pensione, 71 anni, Sì. no? E come è successo sul Stato, bisogna venire qua per aiutare per mia nipote, Sì. su lei tumore, 30 anni, e Sì. bambina piccola 2 anni. Sì, ma a prescindere da questo, cioè lei Ecco, chiede la allora pensione già mi se ha fatto diritto o per meno? pensione, adesso Sì. sono 200 Sì. 200.000 o i 1.000, 200 200 euro, sì. pensione, ecco mio,
e mi chiudevano per questo. Sono io tornata da Italia. Sì. Io parlo anche Italia, faccio per contributi, non faccio nero mai, non mai stata nero. Quindi lei adesso cosa chiede... devo fermare? Perché loro mi fermato, non ne danno questi ecco. 200 euro. non mi Ecco, danno. adesso dobbiamo chiudere perché fra un minuto dobbiamo chiudere anche la trasmissione. Quindi risposta veloce, Angelo, alla signora. Bisogna sapere e poi quanti anni veramente Palmanova, ha lavorato. Sportello CISL, Palmanova, Ecco. signora, È di Palmanova lei? Qua? di Cucana. Cucana? Sì, ecco, quindi va da Angelo. Da Angelo a Palmanova, a Palmanova. e lui le fa A tutto. Palmanova tutto. viene anche domani? Quando Domani vuole mattina? va e si fa spiegare tutto bene, va bene Dove signora? Perché bisogna- Palmanova, signor, non posso lasciare vecchietta perché lei 99 anni. Ah, ho capito. Beh, quando Non può, posso lasciare. quando è in... Voglio domandare perché mi chiudevano. Come io lavoro e sta fatto domanda. Signore, Ecco. sono Loro situazioni... mi chiudevano. sono Lasci, situazioni- lasci il numero di telefono alla regia che Angelo Sì, domani la sì, chiama, va bene? Io adesso devo chiudere la trasmissione. Va Va bene? Lasci il numero che Angelo la chiama Sì. e così le Questo spiega non lo bene. conoscevo. Va Ecco, bene? Altro non c'è. Sì. Sì. Grazie signora per aver chiamato. Velocemente saluto Angelo Tiussi, FNP Palmanova e saluto Ennio Tognuti, 10 secondi alla fine della trasmissione. Meno? niente. Beh, Mandi. se la regia si è incavolata, ma non importa, noi diamo notizie utili, non parliamo tanto per parlare. No, ma dobbiamo Buongiorno. chiudere che c'è il telegiornale. Pronto? Ennio. Bene, salutiamo, grazie per Buonasera averci a seguito. tutti. Ci vediamo Buonasera a mercoledì tutti. prossimo. Buonasera. Ennio continua la prossima settimana a dire quello che non ha detto oggi. Arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.